In questo ponte del 1° maggio sono quasi 82.000 i lavoratori dipendenti operativi in Friuli Venezia Giulia. La stima, su dati Istat del 2024, è dell'ufficio studi della CGA che sottolinea: si tratta di una platea ampia e trasversale che comprende chi è impiegato nei settori del turismo e dell'accoglienza, dell'informazione, dell'intrattenimento, dell'agricoltura e dell'allevamento, ma anche nel commercio, nei pubblici esercizi, nei trasporti e nella sanità, senza dimenticare chi opera nell'industria a ciclo continuo e nei comparti della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dei quasi 3.500.000 dipendenti che in Italia lavorano anche durante le feste comandate, la regione che in termini assoluti ne conta di più è la Lombardia, con oltre 567.700 unità. Seguono Lazio, Veneto e Piemonte e Valle d'Aosta. Rapportando invece il dato di chi lavora durante le feste sul totale dipendenti, la regione che presenta l'incidenza più elevata è la Sardegna con il 25,2%, seguita da Lazio e Molise. In occasione di questo lungo weekend, mentre molti si concedono qualche giorno di vacanza, c'è una componente fondamentale anche nel Friuli Venezia Giulia che continua a lavorare. Operatori sanitari, forze dell'ordine, giornalisti, trasportatori di merci e persone, addetti alla logistica, insieme a chi è impegnato nel turismo, nella ristorazione e nel commercio. Sono lavoratori spesso invisibili, ma indispensabili. Senza il loro contributo la quotidianità si fermerebbe. La ricorrenza del 1° maggio, simbolo dei diritti dei lavoratori, è anche l'occasione per riflettere sulle condizioni di chi non può fermarsi, tra turni, sacrifici e responsabilità.